Il GAL è il soggetto capofila, promotore di questo progetto di cooperazione interterritoriale Italia-Austria, Interreg, che nel 2024 ha ottenuto un contributo di 843 mila euro, contributo al 100%, per finanziare delle attività dirette a creare una rete di parchi tematici didattici del territorio dell'Alta Marca Trevigiana, del Parco dello Storga con la provincia di Treviso, dell'Ecomuseo Lissaganis del Friuli e dell'area di Innsbruck e del parco relativo parco austriaco. Lo scopo del progetto è quello proprio di dotare i parchi di strumenti gestionali, di promozione e anche di un edugame per dotarsi di strumenti per poter rafforzare la loro offerta verso i loro destinatari, che sono principalmente i ragazzi per le attività didattiche e le famiglie. È un progetto importante che va a consolidare realtà che finora operavano abbastanza singolarmente, e con questo progetto hanno potuto mettersi in rete e lavorare insieme ottenendo dei bei risultati.